Il comune di Agrigento non aderisce alla rottamazione parziale delle cartelle esattoriali previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 197 finanziaria 2023. Nella giornata del 30 gennaio, su proposta dell'amministrazione comunale, 17 consiglieri comunali di Agrigento hanno detto no alla rottamazione parziale. I presenti erano 20 consiglieri comunali su 24 e soltanto 2 consiglieri hanno votato contrario alla proposta, mentre uno si è astenuto. La proposta dell'amministrazione è stata una scelta di responsabilità. Infatti abbiamo evitato di ridurre servizi ai cittadini per 540.000 euro in 5 anni. A tanto ammonta infatti l'importo delle sanzioni degli interessi dei cittadini morosi nei confronti del comune di Agrigento. Accettare la rottamazione avrebbe disincentivato i comportamenti virtuosi dei cittadini e questo noi non lo possiamo e dobbiamo permettere. Crediamo che bisogna sempre rispettare il principio di equità nei confronti dei contribuenti che adempiono ai propri obblighi e il sostenimento delle casse comunali. Mi conforta il fatto che a mia conoscenza oggi anche i comuni di Roma, Milano, Palermo, Bologna, Firenze, Verona e Bari hanno detto no allo stralcio. Tengo a precisare, dichiara il vice sindaco Aurelio Trupia, che i contribuenti che intendono mettersi in regola non hanno subito nessun nocumento da questa decisione, che invece, come già detto, avrebbe comportato minori servizi per l'intera collettività. Chi vuole mettersi in regola potrà usufruire della rottamazione quater, che prevede l'abbattimento delle sanzioni e interessi, permettendo il pagamento della sola sorte capitale in 18 rate trimestrali. Abbiamo attivato un servizio specifico, continua il vice sindaco Trupia, per chiarimenti sull'argomento. Chi ha necessità di informazioni può recarsi previo appuntamento telefonico al numero 09 22 60 38 23 negli uffici di via Pancamo a Fontanelle. I destinatari di cartelle esattoriali relative allatari ex TIA prima del 2012 compreso potranno e dovranno rivolgersi previo appuntamento telefonando al 44 30 11 agli uffici della SRR ex Atogesa, sita nella zona industriale di Agrigento.